Buonasera, colgo innanzitutto l'occasione per ringraziare la Regione del Veneto, l'Avvocato Rosy Marin e la Fondazione Ghirardi di Villa Contarini per questa opportunità, per questo invito. Questo a nome del Ministero Beni e Attività Culturali, in particolare dell'Ufficio UNESCO del Servizio Primo del Segretariato Generale, che si occupa del coordinamento a livello nazionale delle attività dei siti UNESCO italiani del patrimonio culturale. Quindi approfitto di questa occasione per richiamare un pochino i fondamenti della Convenzione sul patrimonio mondiale dell'UNESCO e declinata ovviamente sul tema di Vicenza e delle ville del Palladio. Ricordiamo che la Convenzione di Parigi del 1972 ha come suo presupposto, come suo obiettivo il riconoscimento da parte degli Stati membri che hanno ratificato, prima firmato e poi ratificato la Convenzione, di un'esigenza, quella di identificare il patrimonio che si trova sul proprio territorio nazionale per proteggerlo, per farlo conoscere, per valorizzarlo, per trasmetterlo alle future generazioni. Quindi con la firma della Convenzione e con la presentazione di proposte per l'iscrizione nel sito UNESCO, uno Stato membro dice al mondo intero che ha un patrimonio e che si impegna a conservarne i valori. La Convenzione sul patrimonio mondiale individua dei cosiddetti pilastri che contraddistinguono il sito UNESCO, cioè dei requisiti che ciascun sito deve possedere affinché possa essere riconosciuto come patrimonio mondiale. Sono quegli stessi requisiti che poi nel tempo il sito, attraverso l'impegno dei suoi gestori nazionali, si appunto impegna a mantenere nel tempo. Sono suddivisi in 3 tipologie. La prima è quella di presentare un eccezionale valore universale, poi vedremo che cosa si intende per eccezionale valore universale. Il secondo è quello di rispettare dei requisiti di autenticità e integrità che sono declinati in una particolare chiave di lettura. E il terzo è quello di garantire il mantenimento appunto di questi valori attraverso una corretta ed efficace protezione e sistema di gestione. L'eccezionale valore universale, questo valore, la cui portata è tale da andare ben oltre quelle che sono delle valenze che un qualsiasi bene culturale può avere. L'universalità quindi è una capacità di quel bene di possedere e saper trasmettere dei valori che vanno al di là del proprio tempo e del proprio spazio, quindi valori che sono tali non solo per le comunità che fruiscono di un determinato patrimonio e relativamente al tempo a cui si riferisce il patrimonio, ma che sono appunto significative per una parte, per tutto il mondo, per una parte significativa del mondo. Questo, nell'applicazione della Convenzione UNESCO, il riconoscimento di questo eccezionale valore universale si attua attraverso il riscontro di alcuni criteri. I criteri che sono definiti dalle linee guida di attuazione della Convenzione sul patrimonio mondiale, che sono 10, sono 10 criteri fissi, di cui i primi 6 individuano il patrimonio culturale dell'UNESCO, gli ultimi 4 il patrimonio naturale. E la condizione affinché un sito sia riconosciuto appartenente appunto alla lista del patrimonio mondiale è che il sito soddisfi almeno uno di questi 10 criteri. Il sito Vicenza e le ville del Palladio del Veneto è uno dei 54 siti attualmente iscritti nella lista del patrimonio mondiale, siti italiani ovviamente, perché i siti nell'intera lista del patrimonio mondiale sono ad oggi 1092. Di questi 54 il primo, Arte rupestre della Val Camonica, risale al 79, e il più recente è Ivrea, città industriale del XX secolo, che è stato iscritto lo scorso luglio, e nel 94 trova appunto spazio nella lista del patrimonio mondiale il sito UNESCO, che inizialmente riguardava la sola città di Vicenza come città del Palladio, e fu chiaro che la sola Vicenza non
sarebbe bastata, diciamo, a rappresentare in maniera completa quella che è stata l'arte del Palladio per il suo tempo e per chiaramente i secoli successivi. Per questo motivo, 2 anni dopo, con una procedura di estensione di questo sito UNESCO, si aggiunsero 24 ville che sono diffuse nel territorio del Veneto, non soltanto nella provincia di Vicenza, 2 sono anche qui nella provincia di Padova, ma anche in provincia di Venezia, di Treviso, di Rovigo. Ora, un po' questa mappa dà un pochino, ecco, l'idea della distribuzione geografica delle ville. Tornando al discorso dei criteri, tra i 10 criteri posti a base dell'iscrizione del patrimonio UNESCO fu riconosciuto che il sito Vicenza le Ville del Palladio ne riscontrava ben 2. Uno di questi è il criterio primo. Il criterio primo, nella sua, diciamo, dicitura generica, individua un sito UNESCO in quanto capolavoro creativo dell'uomo. È un criterio, diciamo, un po' difficile che sia riscontrato. Oggi, soprattutto nelle ultime iscrizioni, molto difficile trovare un sito che possa riflettere appieno il significato di questo criterio. Nel caso della città di Vicenza, chiaramente con l'identificazione col genio creativo del Palladio fu totale e per questo motivo nella declaratoria del criterio viene proprio indicato come Vicenza, appunto, lo leggo per essere un po' più precisa, rappresenta una realizzazione artistica eccezionale per i numerosi interventi architettonici di Andrea Palladio, che integrati nel tessuto storico hanno impresso alla città un carattere d'insieme unico. Sparse nel Veneto, le numerose ville palladiane sono il risultato del genio architettonico di questo maestro del Rinascimento. Le numerose variazioni dello schema della villa testimoniano la sua continua volontà di sperimentazione tipologica con la rielaborazione di modelli di architettura classica. Questa dicitura, appunto, che è la declinazione specifica per le ville del Palladio del criterio primo, è proprio la motivazione ufficiale assunta dall'UNESCO per l'iscrizione, insieme al criterio 2. Il criterio 2, nella sua formulazione generica, punta l'attenzione sulla capacità di un sito di mostrare un importante interscambio di valori umani in un arco temporale, sugli sviluppi dell'architettura, della tecnologia, ma anche della urbanistica nel paesaggio. Nel caso del sito in questione, l'opera del Palladio nella città di Vicenza e nel territorio del Veneto, di ispirazione classica e di una purezza formale ineguagliata, ha esercitato un'eccezionale influenza sull'architettura e sull'urbanistica in gran parte dei paesi europei e del mondo intero, dando origine a un movimento destinato a durare per 3 secoli che prende da lui il nome di palladianesimo in tutto il mondo. Quindi, diciamo, in questo caso viene riconosciuto il valore di modello, quindi al di là del valore intrinseco dell'architettura del Palladio di per sé, il valore di modello che questo ha assunto nel tempo, già che ancora oggi la villa palladiana rappresenta il prototipo della villa. Ora, gli altri 2 criteri sono quelli relativi, come dicevamo, all'autenticità e all'integrità. Quando UNESCO parla di autenticità lo fa, diciamo, sia in relazione all'autenticità della forma e della materia del patrimonio, ma anche in relazione all'autenticità, diciamo, delle fonti anche letterarie che supportano la valenza di un bene e anche all'autenticità, diciamo, dei valori nello spirito del patrimonio. E questo, diciamo, tutte queste accezioni del concetto di autenticità sono tutte quante riflesse nel patrimonio della città di Vicenza e delle ville del Palladio. L'altro concetto, quello di integrità, per l'UNESCO è un concetto che diciamo, non afferisce tanto all'integrità materiale, ma quanto alla capacità di un sito UNESCO di rappresentare nella sua esemplarietà i valori di cui, diciamo, è veicolo. Per
Per fare questo, diciamo, c'è una tecnica che consiste nell'individuare quelle che sono le caratteristiche e gli elementi fisici che supportano questo valore. Nel fare questo, diciamo, si effettua anche una selezione nell'ambito, diciamo, di un patrimonio culturale più vasto rispetto a quello che poi è iscritto alla lista del patrimonio mondiale. Si effettua una selezione perché diciamo, si tende a evidenziare ciò che in maniera esemplare può rappresentare quel valore. Questo, diciamo, per comprendere come, nel caso delle Ville del Palladio, ma anche in altri siti, il sito UNESCO non possa raccogliere in maniera esaustiva la quantità di patrimonio afferente a un determinato fenomeno culturale, come nel caso delle ville venete, che sono svariate e numerosissime, ma come diciamo, il sito abbia una valenza esemplare e rappresentativa. Questo è un concetto che ritroviamo in ogni sito e ritroviamo anche nell'intera lista del patrimonio mondiale, che si pone come un catalogo di beni, ciascuno rappresentativo di un determinato valore diciamo universale. Il terzo requisito, anche questo diciamo suddiviso in due parti, qual è? Si chiede a un sito UNESCO di essere dotato di un sistema di protezione e di gestione efficace, questo ai fini della conservazione dell'eccezionale valore universale che è riconosciuto a base dell'iscrizione. Quindi quando si parla di protezione ovviamente c'è tutta una parte del lavoro che si svolge, diciamo, sia in fase di iscrizione ma anche successivamente per l'identificazione degli ambiti da proteggere. Questi ambiti che sono gli ambiti del sito iscritto, qui è rappresentata la città di Vicenza con l'area in rosso che è appunto il sito iscritto, ma anche la sua zona di protezione che in gergo è chiamata buffer zone, che è quella verde, ma anche contesti più ampi. L'attenzione di UNESCO è anche e sempre di più nella conservazione del contesto. Questo si fa attraverso quello che è il regime di protezione che ciascuno Stato può garantire attraverso il proprio ordinamento giuridico, quindi nel caso italiano tutto ciò che viene dall'applicazione del codice dei beni culturali del paesaggio in termini di vincoli, ma anche tutto ciò che viene dalla pianificazione, ma anche, e questo è un aspetto molto importante per UNESCO, da tutte, diciamo, quelle influenze che ha la gestione di un determinato bene in termini di protezione. E quindi arriviamo al tema della gestione indicando come per ogni sito UNESCO, già che ogni sito UNESCO è un ambito complesso, ora che sia un monumento, che sia un brano di paesaggio, che sia un sito seriale come Vicenza e le Ville del Palladio, che unisce sia una città che una serie di monumenti, molto importante assume il sistema di gestione, che è anche il sistema di coordinamento fra tutti quei soggetti che hanno titolo vario per varie competenze e per varie circostanze nella gestione. In un sito come Vicenza e le Ville del Palladio sicuramente c'è una confluenza di interessi e di competenze da parte di molte istituzioni, dal Ministero Beni e Attività Culturali nelle sue strutture centrali, ma nelle sue strutture periferiche che attuano la tutela, chiaramente in tutti quelli che sono le istituzioni che hanno titolo, diciamo, nel governo del territorio, ai vari livelli, quindi municipale, provinciale, regionale, ma anche tutti coloro che sono o proprietari o gestori delle ville e in questo caso assumono particolare importanza ovviamente tutti quelli che sono i proprietari privati della villa. Quindi un sistema di gestione coordinato in cui tutti questi soggetti possano agire diciamo, secondo quelle che sono le proprie peculiarità, ma anche in vista di un obiettivo comune che è il mantenimento di questi valori, è di estrema importanza. Questo si fa attraverso l'individuazione di una struttura di gestione, ce ne sono di vari tipi, nel caso del sito in questione è un comitato di pilotaggio interistituzionale e nella
preparazione di un piano di gestione in cui è descritta anche questo sistema di coordinamento, in cui sono descritte tutte quelle azioni che servono da un lato, diciamo, a limitare gli impatti sul bene e da un lato a, diciamo, promuovere il bene in una chiave di sviluppo sostenibile. Il piano di gestione del sito in questione risale al 2007, diciamo, siamo in una fase un po' di aggiornamento del piano di gestione, che è un documento che non è dato una volta per tutti, ma diciamo, si aggiorna e cresce, diciamo, con la vita del patrimonio al quale è riferito. Molto rapidamente, quando un sito UNESCO è iscritto, la storia, diciamo, la sua storia non finisce in quel momento, anzi inizia una nuova storia in cui, insieme agli stati che sono detentori di quei beni, l'UNESCO applica un sistema continuo di monitoraggio che è avviato, diciamo, con due modalità: una modalità programmata, cioè ogni 6 anni sono avviati dei cicli di monitoraggio del patrimonio mondiale suddiviso per aree geografiche. C'è anche un monitoraggio, diciamo, che UNESCO mette in pratica all'occorrenza, laddove possono verificarsi delle situazioni potenzialmente in grado di impattare sul bene. Questo succede quando UNESCO riceve delle informazioni su attività in svolgimento o previste sui siti UNESCO, informazioni che gli possono provenire dai media, spesso da segnalazioni che arrivano anche da ONG o da privati cittadini, oppure è stesso lo Stato, quindi stesso i gestori anche locali del bene, che segnalano che qualche cosa di importante sta avvenendo sul sito. Quindi inizia, diciamo, tutto un processo di comunicazione, di dialogo, questa è la parola che si usa all'UNESCO, di dialogo tra lo Stato parte, quindi lo Stato italiano, e per Stato italiano si intendono ovviamente gli uffici di coordinamento centrali, ma quelli che sono i gestori specifici e locali del bene, e l'UNESCO con i suoi organismi consultivi. E dunque l'UNESCO mette in pratica delle modalità per attuare questo monitoraggio attraverso delle analisi che si chiamano ICOMOS Technical Review, dove ICOMOS è l'organismo consultivo tecnico per il patrimonio culturale di UNESCO, attraverso delle missioni di valutazioni e attraverso che vengono condotte da esperti internazionali sia del Centro del Patrimonio Mondiale UNESCO che di ICOMOS stesso, in collaborazione con lo Stato parte, e sia attraverso delle analisi che si chiamano analisi di impatto sul patrimonio, analisi che hanno un loro sviluppo tecnico ben preciso, che è codificato da UNESCO, e che sono analisi che mettono al centro i valori del patrimonio. Negli ultimi anni il sito di Vicenza Revide del Palladio è stato sottoposto a questo tipo di monitoraggio, e ancora, siccome sono, diciamo, anche delle attività che durano nel tempo, e attualmente è ancora in piedi, diciamo, questa procedura di monitoraggio che sta dando e può dare dei risultati significativi anche per quanto riguarda lo sviluppo e l'aggiornamento di un sistema di gestione che, come abbiamo detto, è uno strumento molto, molto dinamico. Io con questo rapido excursus vi saluto e vi ringrazio.